Andrà in scena fino al 10 gennaio al Teatro Instabile di Napoli, a Vico Purgatorio ad Arco, Razzul Sarchiapone sotto tendone, rivisitazione circense della tradizionale cantata dei pastori di Andrea Perrucci, spettacolo ideato e diretto da Michele Del Grosso in collaborazione con l'Accademia Vesuviana del Teatro di Gianni Sallustro, scuola di recitazione di Ottaviano. La cantata, incentrata sulla nascita del bambino divino, diventa metafora della condizione dei teatranti alla continua ricerca di un luogo dove partorire lo spettacolo. In altri termini, il progetto vuole dare vita ad una cantata dei pastori laica che, partendo dalla tradizione, arriva alle diverse contaminazioni e sperimentazioni del nostro tempo, in cui la commistione dei diversi generi teatrali, da quelli aulici come l'opera buffa e il dramma sacro, fino alle forme più marcatamente popolari come la commedia dell'arte e l'opera dei pupi, fino ai codici del teatro circense, vengono fusi in un'unica cifra stilistica. Uno spettacolo che diventa occasione e pretesto per evocare quelle stesse modalità rappresentative e di interazione del pubblico come mirabilmente hanno tramandato Raffaele Viviani, Roberto De Simone e Annibale Ruccello. Tra le novità di quest'anno anche l'attualizzazione dello spettacolo che, partendo dal 600 fino ad arrivare ai giorni nostri, descrive la nostra società con agguati di camorra, con una zingara cieca che evoca indovini dai scritti epici, ma anche con l'inserimento dell'anima poetica di Sarchiapone. La consulenza musicale è di Alessandro De Simone, le musiche di Salvatore Sorace, Enrico Valanzuolo e Emilio Pietropaolo, spettacolo arricchito dalle performance di angeli acrobati, scene e costumi ideati da Michele Del Grosso e realizzati da Costantino Lombardo.